Buonasera, benvenuti all'Analisi. Oggi vi presenteremo un libro da poco uscito per l'editore Tapros. A scriverlo è il collega e blogger, ed è sempre un piacere quando riusciamo ad ospitarlo, Francesco Giorgioni. Benvenuto. Grazie Nardo, buonasera a tutti. Allora, cosa conta? Il titolo del libro, prima di tutto, è uscito prima in formato ebook, anzi, e poi in cartaceo. Come sta andando? Che riscontri sta avendo? Riscontri molto positivi che vanno di pari passo poi con la richiesta di presentazioni in vari centri della Sardegna. Credo che questo sia dovuto al fatto che non molti conoscono quale sia la vita che si vive all'interno della redazione di un organo di stampa. I giornali raccontano il mondo, ma non sempre raccontano loro stessi. Io insomma, ho raccontato la storia di questo giornalista, un giornalista praticante, personaggio a cui ho dato il nome di Pinocchioni, che lavora in Gallura e che a un certo punto si trova nella condizione di dover scegliere tra una carriera probabilmente anche brillante, e invece ciò che gli impone la sua coscienza. È un tema che evidentemente, voglio dire, calato in un contesto in cui si parla molto di libertà di informazione e di qualità dell'informazione, in questo momento ha molta presa e vedo che le risposte sono estremamente positive e ci sono anche tanti apprezzamenti che personalmente mi gratificano parecchio. È chiaro che parte del libro è legato anche all'avventura professionale, alla tua avventura professionale, quindi probabilmente anche molte delle persone che stanno ascoltando questa trasmissione riusciranno probabilmente a inquadrare anche qualche episodio che realmente è accaduto. Vita da giornalista, vita molto spesso di compromessi, possiamo dire, no? Ne sappiamo qualcosa entrambi, i pericoli, gli agguati sono sempre dietro l'angolo. Quanto ha pesato questo aspetto nella tua Mi sembra di venire avventura? a parlare di morte in casa dell'impiccato, Certo. di corda in casa dell'impiccato. Diciamo che una buona parte di quello che è contenuto in questo testo è riconducibile a esperienze che io ho realmente vissuto. Ho trasportato il tutto sulla trama di un romanzo, per ragioni diverse, insomma, però se dovessi quantificare forse l'80% di quello che ho scritto è vero. Quello che mi preme sempre sottolineare è che anche ciò che non è vero comunque potrebbe tranquillamente avvenire all'interno di una redazione. Comunque non sei stato ancora né minacciato né querelato né tantomeno insultato. Per il momento no, ma non pongo limiti alla provvidenza, potrebbe anche succedere. I giornali sono uno straordinario strumento di democrazia. In un paese libero l'informazione libera è un tratto distintivo ed essenziale. Senza un'informazione libera non ci può essere una democrazia compiuta. Però è anche vero che spesso ci dovremmo interrogare sulla qualità dell'informazione e su tutti quei piccoli conflitti di interessi, su tutte quelle piccole censure che alla fine determinano il fatto che l'Italia nella classifica di Reporters Sans Frontières sia oltre il 60° posto. Non è un problema, come dire, astratto, è un problema che ci riguarda tutti, perché nel momento in cui si ha una percezione della realtà che è quasi sempre filtrata dai media, che è in qualche modo alterata, noi stessi ci facciamo un'idea del mondo che è, come dire, non attendibile, non fedele alla realtà, un problema grosso. Certo, tra l'altro stiamo vivendo, tutti lo vediamo, anche noi, un periodo di crisi non indifferente. La Sardegna non è logicamente immune, la situazione sta prendendo una piega particolare. Ti volevo chiedere questo, ma secondo te tu pensi che si debbano reinventare i giornalisti o bisogna proprio reinventare il modo di fare informazione e gli strumenti con cui si fa informazione oggi? Io credo che i giornalisti debbano uscire dalle redazioni. Il giornale si fa sulla strada, non si fa dentro le redazioni. Nelle redazioni si finalizza tutto quello che si è, come dire, appreso, che si è imparato stando in mezzo alla gente. Questo è un dato. L'altro dato importante è che i giornali devono riprendere a fare i giornali, ma soprattutto gli editori devono essere editori. Noi abbiamo un problema serio, quello degli editori che in realtà poi hanno molti altri interessi. Parzialmente editori.
E alla fine i giornali servono per orientare campagne di stampa, servono per come dire, condizionare l'opinione pubblica, e però voglio dire, non hanno un ruolo centrale, non sono, come si direbbe oggi, il core business. Quindi a volte ci ritroviamo con editori che sono anche costruttori, palazzinari, per cui bisogna perorare le cause del cemento. Altri ancora, successo storicamente in Sardegna, che sono petrolieri, per cui certi investimenti in Sardegna che oggi con la nostra coscienza ambientalista magari prenderemo un po' più con le pinze, allora grazie a questa voce, come dire, corale dei giornali, venivano affrontati con più leggerezza dall'opinione pubblica. Ecco, credo che se non si ricomincia a trattare l'informazione come un valore a sé e non come un valore funzionale ad altri valori, non se ne uscirà mai. Io credo che in questo senso anche le piccole esperienze dei giornali online che sono slegati dai grandi potentati siano decisivi, perché voglio dire, si capisce che i giornali devono essere lontani dai grandi centri di potere. Compromessi esistono sempre, è chiaro che, voglio dire, si deve comunque interloquire, una forma di rapporto deve esistere, però ciascuno nella propria autonomia. Se non si entra in quest'ordine di idee, io credo che saremo destinati ad avere, voglio dire, un panorama sempre più fosco. C'è stata poche settimane fa la relazione di fine mandato di Francesco Birocchi, presidente della Federazione della Stampa Sarda e dell'Associazione della Stampa Sarda, che in questo senso ha delineato veramente un quadro estremamente preoccupante. È online, chiunque la può leggere andando sul sito della sua stampa, e forse è il momento di fermarsi, fare un quadro della situazione e vedere come sia necessario ricominciare per offrire un buon prodotto. L'informazione non è un prodotto, ma è, diciamo, un valore fondamentale per la democrazia. Vuoi dire, Francesco, così entriamo un attimo anche nel contesto, che ad esempio è molto difficile trovare un pezzo che attacca la Confindustria su Sole 24 Ore, così come sarà difficile trovare una critica alla Fiat sulla Stampa e via dicendo. Ma l'esperimento di avere delle aziende editoriali cosiddette pure, cioè che si occupino soltanto di editoria e punto, in Sardegna esempi mi sa che non ce ne sono. È un obiettivo raggiungibile? Ci sarebbero secondo te le condizioni per poter arrivare a questo che poi sarebbe l'obiettivo migliore sia per i lettori che per chi scrive, quello di avere un'azienda editoriale che fa soltanto quello? Ma io penso di sì, comunque c'è una grandissima richiesta di informazione. La Sardegna peraltro ha una serie di emergenze che riguardano lo sfruttamento del suo territorio, ma riguardano anche ad esempio le potenzialità nell'ambito dell'agroalimentare, del turismo, che fanno sì che questa informazione possa coincidere con gli interessi di certi imprenditori sardi. È chiaro che poi gli imprenditori vanno anche scelti, ce ne sono alcuni che hanno interessi in settori vitali della Sardegna e che non possono essere editori perché andrebbero ovviamente a confliggere con un'informazione libera. Però questa ricchezza di imprenditori importanti, faccio un esempio qua ad Olbia, Vito Gulli, Asdomar, voglio dire, un'impresa d'eccellenza importantissima, che tra l'altro, voglio dire, ha ottenuto riconoscimenti a livello europeo, che dimostra che si può fare tranquillamente imprenditoria in Sardegna con maestranze e con produzioni che sono quasi esclusivamente sarde. Ecco, nel momento in cui si ha questo potere economico così illuminato, io penso che si possa anche pensare di avere queste piccole redazioni che in qualche modo fanno gli interessi sia della Sardegna che di questi imprenditori, senza per questo in qualche modo condizionare o limitare la libertà di stampa. Torniamo al web, ne accennavi prima. Per molti però il web è anche un far west dell'informazione, dove circola veramente di tutto, dove spesso le bufale sono prese per vere. Forse ancora, insomma, è da sgrezzare come minimo. Vedi, io ogni tanto vado a fare delle lezioni di giornalismo, di informazione nelle scuole superiori, e uno dei punti sui quali insisto con maggiore tenacia e convinzione è proprio la necessità di elevare le nostre facoltà critiche. Esiste un fenomeno, in sociologia si parla di analfabetismo strutturale, gente che sa leggere e scrivere ma che non è in grado di valutare l'attendibilità di una notizia, cioè non è in grado di distinguere una notizia di Lercio, che è un sito che fa satira, che propone delle bufale ma lo fa, diciamo, consapevolmente, da una notizia vera.
perché purtroppo ci si limita soltanto alla lettura del titolo, oppure quando si legge il pezzo non lo si legge con sufficiente attenzione o con gli strumenti critici necessari per poter capire se quella notizia ha un minimo di attendibilità o no. Il problema non è il web, come il mondo ti propone anche delle cose assolutamente inverosimili, delle patacche, dei pacchi. Se tu sei in grado però di valutare quel che è vero da quel che non lo è, questo problema non si presenta. C'è dunque un problema, voglio dire, di presa di coscienza, forse anche proprio di scolarizzazione da parte di chi legge. Sempre sul web, negli ultimi 2 minuti volevo farti parlare, anche se entro in conflitto di interessi, di Sardegna Blogger, che è una delle realtà emergenti, diciamo, per quanto riguarda l'informazione e l'opinione, aggiungerei, Sì. sul web. Un'esperienza che sta dando frutti, direi, interessanti. Sì, è un Sardegna Blogger, è una redazione, chiamiamola virtuale, ormai è tutto virtuale anche nel mondo del giornalismo e dell'informazione, che abbiamo aperto nel mese di settembre del 2013, quindi 1 anno e mezzo fa. È una redazione che è composta da collaboratori di tutta la Sardegna, ce ne sono anche alcuni che vivono fuori, ne abbiamo uno in Inghilterra, ne abbiamo uno in Olanda, si parla di Sardegna e non soltanto, è nato come un esperimento, come un gioco fra amici, poi in realtà ci siamo resi conto che di questa informazione fuori dagli schemi, che faccia inchieste, che proponga opinioni un po' fuori dal coro, evidentemente la gente aveva bisogno. E così, di qualche provocazione. E così voglio dire, quella che era una semplice pagina web poi è diventata un sito internet, è diventata una testata giornalistica, perché di fatto siamo anche testata giornalistica, dico noi perché anche Nardo ne fa parte, ed è uno strumento di informazione che, per fare un esempio banalissimo, 2 settimane fa ha fatto 100.000 contatti in una settimana, quindi evidentemente a suo modo fa opinione e soprattutto non ha un editore, cioè ognuno che sbagli, cioè, ognuno è editore di se stesso e ognuno soprattutto scrive in assoluta autonomia e libertà. Permettimi di fare una precisazione, non è che i giornali sono pieni di gente che scrive sotto dettatura o con la pistola puntata alla tempia, in tutti gli ambiti ci sono, come dire, professionisti più responsabili e altri più, come dire, inclini ad accettare il compromesso. Però anche il solo fatto che dentro una redazione ci sia qualcuno che si presta a certi compromessi è un problema per tutti, non è un problema che resta racchiuso all'interno di quella redazione, ma un problema che riguarda proprio la qualità dell'informazione generale, che poi si riflette anche su ciò che il pubblico, voglio dire, recepisce. Cosa conta viene presentato a Ozieri, prossima tappa delle presentazioni il 13 di febbraio, se non sbaglio. Cosa conta viene presentato a Ozieri il 13 di febbraio e ad Alghero il 7 di marzo. Ci sono poi tutta una serie di altre presentazioni che stiamo curando nelle scuole, perché ci sono i dirigenti scolastici che me lo richiedono e, come dicevo prima, è stato pubblicato da Tafros Editrice, quindi da Dario Maiore, e esiste anche la versione digitale che invece è curata dalla Visuality di Michele Lunghi. Leggetelo perché è un libro interessante. Grazie Francesco Giorgioni per essere stato all'analisi e a voi buonasera. Grazie a voi. Appuntamento alla prossima puntata.